Ci ritroviamo di nuovo nell'angolo piscina in compagnia di altri due ospiti molto importanti, due ospiti che hanno reso davvero grande la canzone classica napoletana. Io pregherei i due ospiti di accompagnarmi nello studio. Ecco. Allora, come va? Ci mettiamo, ecco, mi metto al centro, camminiamo. Che bella compagnia stasera. Una bella ragazza. Come ti chiami tu? Manuela. Grazie, grazie di questi complimenti. Adesso noi stiamo raggiungendo Massimo nello studio. Ecco che arriviamo, Massimo. Gli ospiti che stanno entrando in questo studio, naturalmente, come dicevo prima, rappresentano la nomenclatura della canzone napoletana. Si tratta appunto di quei personaggi così importanti che hanno fatto parte di una generazione irripetibile proprio per il suo valore non soltanto artistico ma soprattutto il valore umano. Due ragazzoni non sono altri che Nunzio Gallo, eccoli qui, non c'è problema, Nunzio Gallo e Mario Trevi. Dovevamo fare praticamente l'ingresso trionfale, ma non è un problema. Come stai? Mario Trevi e Nunzio Gallo, venite con me, 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 venite con me. Allora, sì, perché siamo in tanti e diciamo che praticamente... Allora, Nunzio, per favore, qui, Mario, qua. Eccoli qua. Allora, facciamo una chiacchierata. La chiacchierata praticamente è questa. Inizio con te, Nunzio. Sì. Io non ti ho messo, come visto in Radio Napoli, insieme a quelle fotografie d'epoca, perché tu sei sempre giovanissimo. Non solo, ma poi perché naturalmente ti avevo e quindi non c'era bisogno di metterti nell'immagine fotografica. Senti, Nunzio, tu sei stato molto vicino a papà. Se ti vuoi ricordare un aneddoto così... L'aneddoto più, diciamo, più curioso, perché mi piace ricordare Mario sotto questo aspetto e non diversamente. Ecco. Voglio ricordare Mario in una... Si va? Va bene? Sì. Voglio ricordare Mario in un momento bello, più... Mi ricordo quando facevamo le famose feste di piazza, perché si facevano anche allora. E quando ognuno di noi aveva 3, 4, 5 feste, siccome io e Mario, se si arrivava insieme, lì dovevamo fare il conto con chi cantava prima e chi cantava dopo. E siccome avevamo altre feste, e allora c'era subito, avevamo sempre l'impressione che qualcuno volesse fregare l'altro. Allora se io vedevo la macchina di Mario avanti alla mia, perché qualche volta ci incontravamo, questa è capitata per andare una volta a Pozzuoli, io stavo in macchina, lui stava davanti a me, Mario, allora io l'ho visto piano piano, l'ho visto, l'ho buggerato e sono andato lì. E lui la volta successiva l'ha fatta a me. Insomma, la cosa bella è che arrivava prima, sono arrivate prima e canto prima io. Oppure se arrivava prima lui doveva cantare prima lui. Però senza aspettare. Tra di voi c'erano anche favori. Mario, ma fai fa prima chiaro, a me perché è vero, a volte capitava. Però ognuno di noi diceva no, perché tengono 7 cose, aumentavamo, capito? Bene, vorremmo passare adesso a un aneddoto di Mario. Mario, ne hai parecchi di aneddoti, no? Insomma, io questa sera, per la verità, mi sento un poco, diciamo, emozionata, nel senso che ricordo sempre Mario con tanto entusiasmo e con tanto piacere, perché è un grande artista, senza sottovalutare gli altri che stanno qui presenti stasera, ad onorare Mario Abbate, il mio caro Nunzio Gallo, Roberto Murolo e tanti altri artisti che stanno qui stasera, ed è una cosa molto bella, perché significa che quando siamo sul palcoscenico ci odiamo, questo è vero, perché ci odiamo nel senso artistico, perché ognuno di noi vuol fare meglio dell'altro, però nella nostra vita umana siamo sempre veramente tutti uniti e questa è una cosa che è molto bella. Io vorrei solamente ricordare una cosa di Mario Abbate, che quando vincemmo il secondo premio con Indifferentemente, e dunque cantavamo insieme Indifferentemente, io e lui al 1963, e allora vinse Yammi A, una canzone che cantava Claudio Villa e Maria Paris. Tu e allora, poi sei io terzo con Anna Maria. Anna Maria. E praticamente è successo questo, che noi l'indomani siamo andati a cantare le famose feste di piazze, che non erano come queste qua di oggi, erano dei teatri all'aperto, insomma. E a un certo momento abbiamo visto che la gente correva dietro di noi e noi ci siamo messi paura, dico, beh, forse questi ci vogliono dare
e le botte, insomma. Allora tuo padre scappava avanti, io indietro, a un certo punto ci siamo ritrovati in un palazzo, sai, così, e ci siamo messi lì dietro. Abbiamo detto, ma che cosa volete? Allora uno di quelli, sa, dice una parolaccia e dice, quei disgraziati si sono presi il primo premio vostro, voi dovete fare il primo premio, mannaggia a già ci la coccaruno per di mano a già fare un macello. E a un certo momento questo fatto poi è diventato così simpatico che ci siamo messi a ridere io e tuo padre, che era una cosa veramente tremenda, che insomma l'abbiamo raccontata per molte serate, eccetera. Poi la cosa più bella quando abbiamo vinto il secondo premio, io e tuo padre, perché tu sai che tuo padre è stato l'eterno sfortunato, non ha mai vinto un festival tuo padre. Questo però dovremmo chiarire perché non è vero. Ha vinto un Sì, festival? sì. Quale? Infatti lo vinse con Core Napolitana, però quell'anno non fu detto perché avrebbe vinto la canzone che avrebbe venduto maggior numero di dischi. Diciamo, insomma, agli effetti premiazione, un festival. E vinse il secondo premio con Indifferentemente. Allora lui mi ha chiamato nel camerino e ha detto, ma guarda un po'. Io era cantato con te per vincere un secondo premio. E dica pazienza, grazie tante. E avevo sottovalutato. È chiaro. Bene, Noi volevo precisare una cosa, perché prima ho sentito ripetutamente che questa faccenda del Festival di Napoli è legata alla magistratura. Io non lo direi più, perché una volta visto Sanremo, dopo la morte di Tenco, è continuato il festival, vuol dire che noi eravamo i colpevoli, solamente noi. A Sanremo potevano fare tutto quello che volevano, nessuno diceva niente. A noi appena è successa una piccolissima cosa, si sono pigliate le telecamere e se ne sono chiuse. E da 27 anni non l'hanno di più. È vero. Che cosa ne pensate? Scusate, perché è importante, però è una, esatto, una cosa importante da dire. Scusami, vorrei È molto difficile stare fra voi due. La colpa è nostra perché noi non siamo stati mai quelli di farci rispettare, nel senso di dire ma perché sto festival di Napoli non ci ridate questo festival di Napoli l'anno dopo? Vabbè, è passato quello. Favorevole al festival di Napoli, Mario? Certo. Favorevole? Certamente. Io faccio parte degli organizzatori. Te lo volevo far dire, appunto. No, voglio dire, ma non perché io sia uno degli organizzatori, uno degli appartenenti al consorzio e alla commissione, è perché noi vorremmo ritornare, soprattutto anche per i giovani, per fare questo. Noi quelli che dovevamo fare, almeno io, perché chi si dice io sono più giovane e fai bene a dirlo, io ho 69 anni, ho un anno meno di quanto avrebbe avuto tuo padre, perché lui era del 27, io del 28. Allora voglio dire, in nome di tutti questi artisti come tuo padre che non c'è più, come tutti coloro che hanno dato a Napoli una cosa, devono fare qualcosa oggi per i giovani, come prima hanno fatto per noi. I vari Pasquariello, Parisi, Papaccio e come hanno fatto per noi qualcosa. Noi dobbiamo ricambiare questo. Questo è molto bello, bisogna dire da parte di Nunzio Gallo. Bene, io Mario volevo rubarti un'improvvisazione. Non so se sia possibile. Hai capito, Te la senti? Dai, un'improvvisazione. Con quello lì. Vai a cantare in che tonalità? Parlo per la stima e il bene che ci vogliamo. Mi sembra che è in me. In mi. Perfetto. Allora io vorrei fare questa considerazione. Differentemente come nel 1963, certamente con qualche anno passato, e in onore di Mario, siccome che si dice la leggenda che dall'altro lato del mondo, della terra, della vita, si vede e si sente tutto. Io mi auguro che Mario Abbate stasera sta ascoltando questa sua trasmissione in suo onore e di sentire cantare Mario Trevi Indifferentemente. Indifferentemente
così papretto visto Luca e non ti ho dolore e non tengo più lacrime per te. Volevo dire solamente una cosa ad Alfonsino. Sì. Perché con questo microfono. Perché Alfonsino mi ricorda molto Mario. Come tutti voi, i figli di Mario, tu, i tuoi fratelli, le tue sorelle. E voglio dire che lui può essere il seguito di quelli che ha lasciato Mario. Grazie. Lasciamola fare queste cose che cantava Mario, così ci ricriamo un po' tutto quanto. Perché è bravo quanto Mario. Benissimo, allora grazie Nunzio. Un saluto ai tuoi figlioli. Grazie a te, ciao, ciao. E facciamo un applauso a questi due ragazzini che in questo momento ci lasciano.